Eh sì ragazzi, purtroppo mentre ci avvicendavamo nel nostro caro e amato percorso, uno dei nostri generali ovviamente è deceduto ed è stato gettato nel bel mezzo del mare. Poverino, sicuramente i nostri generali hanno questa fantastica caratteristica: non muoiono in battaglia o muoiono per primi in battaglia con una bella fionda in testa, oppure come dire muoiono da soli mentre navigano all'interno dei mari più disperati. Forse se lo sarà preso qualche calamaro gigante, se lo sarà tirato sott'acqua e quindi è morto. Però vediamo un po' cosa possiamo fare. Allora, possiamo sostituirlo con diverse persone, vediamo un po' le loro particolarità, soprattutto di questi cari amati generali. Allora, perfetto, sono ovviamente tutti dello stesso rango, hanno le stesse capacità, selezioniamo i nobili eroici, prendiamo ovviamente il nostro caro amico, vediamo un po', chi era il ragazzone che aveva più carisma? Mi sembra che era appunto il nostro caro amico, eccolo qui, questo qui, Ratis, appunto questo candidato, quindi vediamo di scegliere Iliatos, benissimo, come grande nobile. Però attenzione, c'è stato un piccolo problema, è spuntato dal nulla un secondo esercito appartenente ai nemici, eccolo qui, proprio i campioni di Rudianios, che potrebbe crearci davvero grossi problemi. Quindi con la nostra spia vediamo di avvicinarci da questa parte e vediamo se possiamo rompere un pochino le scatole, magari un bel assassino nei riguardi del generale, un tiro di precisione, mettiamoci con un bel Barret calibro 95 da un bel Alberone, vediamo un po', nemico ferito, la freccia del tuo campione ha ferito il bersaglio e non ci disturberà per un bel po'. Grande amica mia, ha lanciato una bella lancia tipo Tarzan dalle montagne, l'ha ferito e l'ha condotto quindi a terra. Bene, allora, intanto con le nostre due imbarcazioni possiamo lanciarci all'attacco. Ragazzi, io vedo la nostra potenza, abbiamo cavallerie, tiratori scelti, spadaccini, abbiamo anche un secondo esercito pieno di lance, carri da guerra, possiamo condurre questa nostra battaglia. Io quindi direi di dichiarare lo stato di guerra. Allora, andiamo nella nostra sezione principale, Namneti, con questa faccia di barbone. Mamma mia, guardate che arrabbiato, che brutto. Mamma mia, intanto importantissimo prima di dichiarare guerra, vedere se hanno alleati che potrebbero darci fastidio. I nostri informatori dicono di no, quindi vediamo un po', vediamo cosa possiamo fare. Hanno addirittura degli accordi commerciali e sicuramente anche patti di non aggressione con chi? Con i Pictoni, per salvarsi la schiena, ho capito. Quindi una bella dichiarazione di guerra, non potete non accettarla. Inviamo un bel piccione viaggiatore, i nostri uomini marceranno e le nostre donne prepareranno il banchetto della vittoria. Grandi amici miei, intanto dobbiamo stare attentissimi qui ragazzi, il nostro terzo esercito l'abbiamo lasciato nella nostra città principale ed è anche un bene, perché potrebbero addirittura aggirarci, e adesso vediamo di tentare questa carta. È una sorta di rischio, però potrebbe davvero aiutarci. Ok, vediamo di andare qui in avanti con questo esercito. Bene, facciamolo seguire anche da quest'altro, avanziamo nel buio della notte. Bene, allora potrebbe essere anche una follia, voi penserete, attaccare con due eserciti, tutti questi grandi eserciti di grandi dimensioni appartenenti agli avversari. Però se riusciamo a fare la cosa che appunto vi avevo detto in passato, conquistare la città e ritirarci dietro le loro mura, potremmo ovviamente vincere sicuramente la battaglia contro i prossimi eserciti. Intanto il nostro spione qua sotto deve tenere fermo questo esercito qui, magari con un bel sabotaggio militare. Vediamo un po'. Allora, riduce il bonus dell'equipaggiamento, intercetta gli ordini, rivela un esercito, un insediamento o un agente, oppure una fornitura di veleno. No, non voglio infliggere danni, mi interessano più le informazioni. Andiamo. Sabotaggio riuscito, la tua spia ha intercettato gli ordini del nemico riguardanti le proprie terre e gli affari militari. Questo ovviamente è un'ottima notizia, sicuramente abbiamo avuto più visuale intorno a questa zona, possiamo stare tranquilli, però adesso la nostra vergine di guerra dovrà svolgere il ruolo principale. Allora, con questo nostro esercito vediamo di stare sempre qui vicino, possiamo adesso passare nuovamente il turno e vedere un po' quello che succede. Sicuramente ci attaccheranno adesso, però ovviamente siamo ben raggruppati, non dobbiamo mai perdere la concentrazione. Vediamo un po', 1, 2, 3, 4 eserciti, uno ben rinforzato. Io direi che possiamo combattere a pari merito, abbiamo delle forze abbastanza eque, quindi vediamo di combattere questa splendida battaglia ragazzi. Attenzione, vediamo cosa combinano i Namneti, eccoli, attenzione, mi sa che l'abbiamo già passati. Allora, hanno scoperto il nostro agente in incognito, maledizione, però con la nostra vergine di guerra possiamo fare qualcosa. Il generale mi sembra che è tornato, eccolo qua, è nascosto, vediamo se possiamo fare qualcosa. Attenzione, vediamo un po', un bel assassino nei riguardi di questo ragazzone, un bel tiro di precisione da lontano, uccide il personaggio
personaggio prescelto da lontano prima che abbia il tempo di reagire. Avanti con un 95%, nemico ferito, ancora eliminato dal campo di battaglia per un bel po'. Grazie amica mia, intanto con questo nostro ninja dobbiamo tenere fermo questo barbone da questa parte. Vediamo un po', grado aumentato, ottimo. Anzi, invece di far così, perché non incitiamo una bella rivolta qui intorno? Vediamo di creare dei problemi, un bel incendio appiccato, addirittura i pozzi avvelenati. Vediamo un po', appicca un incendio e infligge danni ingenti a un singolo edificio o insediamento. Possiamo... eccolo, incita disordini. Però mi sa che hanno un ordine pubblico davvero impeccabile. Questa sorta di abilità serve proprio negli accampamenti che sono stati conquistati da poco, quindi il sabotaggio mi sa che non va. Tentiamo invece qualcosa di importante, un bel assassino nei riguardi del generale avversario, trovando un traditore, un bel bruto alle spalle con un bel pugnale, nemico ferito. I nostri cari ragazzoni sono bravi a ferire gli uomini, non sono proprio stati addestrati a uccidere, però sempre meglio di niente. Allora, i nostri eserciti, vediamo un po' dove possiamo andare. Portiamone uno qui. Eccolo qua, portiamone un altro proprio qui vicino, perché devono stare proprio incollati, e ci stiamo proprio preparando per il combattimento. Un po' più avanti, grandi, ancora un altro po'. Niente, arriverebbero, ci attaccherebbero. Ok, rimaniamo per adesso qui. Possiamo reclutare un'altra gente delle altre unità, guerrieri, galli, mercenari. Perché non possiamo farlo? Ma il numero massimo è stato appena adesso raggiunto, però possiamo farlo adesso. Allora, cosa hanno i guerrieri galli in più di noi? Vediamo un po'. 28 attacco corpo a corpo, 44 arma, 27, ok, sono quasi identici ai nostri, anzi forse hanno qualcosina in meno perché i nostri sono stati addestrati, però io direi ragazzi di tentarla questa carta. Questi mercenari in più potrebbero darci davvero una mano nel combattimento, e quindi per adesso stiamo un pochino calmi da questa parte. Qui al nord come va? Possiamo lasciare la nostra terra, la nostra Eblana? Vediamo un po', ancora ci vorrà qualche altro turno purtroppo. Vediamo, lasciamo un attimo la regione, vediamo come va, diamo un'occhiata all'ordine, ancora meno 9, niente, hanno ancora bisogno di un paio di uomini da tenere appunto sotto controllo questa zona. Perfetto. Allora, però io direi ragazzi che possiamo cavarcela avanti. Vediamo di avanzare nuovamente nei turni successivi. Forza. È vero, avevo ragione, dimenticavo un nostro nuovo particolare tratto per la nostra ragazzona. Vediamo un po'. Tormenta, meno 20 abilità difensiva corpo a corpo di tutte le unità. Wow, meno 20 abilità offensiva corpo a corpo di tutte le unità nemiche. Questo è davvero uno stratagemma fantastico, addirittura incursione. Vediamo invece cosa è disponibile ancora. No, queste per adesso non mi interessano. Invece questo, mamma mia, davvero possono aiutare tantissimo questi agenti. Vediamo un po'. Razziatore, io direi ragazzi questa è l'abilità più adatta. Stratagemma, coloro che non si curano della strategia sono destinati a fallire. Hai ragione amica mia, preghiamo per lei ragazzi, perché a 59 anni proprio noi continuiamo a combattere con dei vecchietti col bastone, riescono a flagellare gli interi eserciti. Quindi incrociamo le dita alla nostra ragazza della Verde Isola. Vediamo se adesso riuscirà anche oggi a conquistare la nostra Namnetum grazie alle sue azioni. Intanto incrociamo le dita per questo attacco appartenente, sicuramente un attacco appartenente ai Namneti. Attenzione, attenzione. Perfetto, probabilmente hanno abbandonato la loro città, si sono lanciati in mare. Comunque tentativo di sabotaggio, per fortuna un agente nemico ha fallito nel commettere un atto di sabotaggio contro i nostri eserciti. Intanto la nostra ragazzona è stata appena adesso scoperta eccolo il maledetto. Vediamo se possiamo fare qualcosa. Manipolazione, 95, dai, con un po' di coercizione ce la possiamo fare, raggirando appunto l'agente nemico. 95%, dai, un po' di fortuna però. Avanti, amico mio, avanti. Ostacolato, non riusciamo mai a compiere un'azione dannata. Allora, e quindi per un paio di turni lo lasceremo in pace. Per quanto riguarda questa zona, vediamo quello che possiamo fare. Abbiamo un altro agente nemico, eccolo qua, una vergine di guerra. Vediamo se possiamo ucciderla con un po' di veleno di topo nella sua colazione. Vai amico mio, ferito nuovamente con il topo, la feriamo. Ma un'uccisione, un assassinio, maledizione, non ce la facciamo. Dove è finito quel nostro caro amato Laticos che sbaragliava tutti a 70 anni? E intanto eccolo qui, Cassilvela uomo, ha guadagnato un altro punto. Vediamo un po' come lo rendiamo. Vediamo un po'. Bardo, collaborazione, raggiro, persuasione e assassinio. Perfetto, lasciamo questa abilità. Anche lui 58 anni, un po' vecchietto, diamogli un po' di elisir della vita, però per adesso magari possiamo condurre un bel attacco nei riguardi dei nostri. Bene, è arrivato il momento. Allora, vediamo un po' di avanzare in avanti con i nostri eserciti.
uniti. Allora vorrei anche un supporto difensivo da questo secondo nostro esercito. Vediamo se possiamo lanciarci nel combattimento. Andiamo, vediamo se abbiamo i nostri rinforzi. Ecco, come sapevo, anzi come mi immaginavo, i rinforzi per adesso non stanno arrivando. Per adesso circondiamo il territorio nemico. Vediamo un po' se possiamo lanciarci in avanti con la nostra seconda unità proprio da queste parti. Ok, vediamo adesso come sta andando la nostra situazione. Vediamo un po' con il nostro esercito adesso come va. Vediamo un po'. Allora ci ritroviamo con gli avversari hanno ben, vediamo un po', circa 4.000 unità circa, e ovviamente anche noi deteniamo queste possibilità. Allora questa è una battaglia, ragazzi, importantissima, che segnerà la nostra distruzione oppure la nostra riuscita in questa campagna, però ovviamente è una battaglia dove controlleremo 4.000 unità e 4.000 unità avversarie, quindi è una battaglia identica a quella che abbiamo combattuto in Irlanda, quindi grandi eserciti significa difficoltà a livello grafico, quindi ovviamente ci sarà qualche piccolo rallentamento, come avete visto in Irlanda, dovuto alla grande quantità di eserciti. Quindi intanto non abbiamo l'artiglieria difensiva disponibile con edifici della capitale, perfetto, le macchine d'assedio sono disponibili soltanto accanto alle capitali, perfetto, quindi la capitale sicuramente sarà quella dall'altra parte. Combattiamo questa battaglia, ragazzi, sicuramente definirà l'aspetto tattico di questa grande guerra, la studeranno sicuramente i futuri ragazzoni nella storia. Battaglia del 208 a.C., dove il volere di Andraste insieme ai vincitori di Ubrauco, i quali hanno falciato l'intera Britannia, hanno tentato un'impresa impossibile: distruggere la guarnigione dei Namneti, che ovviamente risiedeva in questo fantastico anno all'interno del territorio francese. Eccoci arrivati, come potete ben vedere stiamo rigiocando la mappa della volta scorsa. Ovviamente a questi tempi, in questi tempi 200 a.C., l'ingegneria non è come quella odierna, i ragazzoni si accontentavano di qualche palma e soprattutto di qualche scimmia sopra la loro pagoda, quindi per adesso tutte le città barbariche di questo livello detengono la stessa formazione. Più avanti col passare del tempo vedrete anche nuovi castelli, quindi allora fatemi pensare, l'asciutto come tempo potrebbe andare abbastanza bene, perché ovviamente non è che ci sono grandi cose da incendiare, quindi la porta è aperta, possiamo lanciarci direttamente all'interno. Gli avversari ovviamente avrebbero più possibilità di appiccare il fuoco alle loro frecce, quindi io direi che per adesso può andare bene anche il combattimento con l'asciutto. Per me è proprio invariante. Ok, vediamo di gettare... ho cliccato attendi, maledizione. Vediamo di beccare nuovamente l'asciutto. Grande. Ok, iniziamo il nostro schieramento. Allora, vediamo un po'. Partiremo da questa parte a sinistra come al solito. Io direi di utilizzare la stessa strategia, visto che la maggior parte delle unità, vedete un po' intanto qua in basso a sinistra la nostra barra dell'equilibrio, stiamo vincendo perché gli avversari rinforzi sono lontani, ovviamente sono che ricoprono l'Oceanus Britannicus, quindi si ritrovano molto lontani dalla nostra dalla città alleata, quindi dobbiamo conquistare nel più breve tempo possibile la loro capitale, il loro punto di forza, per poi costruire, come dire, una specie di muro di lance per evitare che scendano a riva e bombardarli di dietro con i frombolieri. Allora, intanto vediamo di far qualcosa. Allora, possiamo attaccare inizialmente tutti da questa parte, oppure metà da una parte e metà dall'altra. Quindi intanto io direi di posizionare le nostre lance in prima linea. Eccole qua, soldati che hanno combattuto, hanno versato sangue per me, ragazzi. Eccoli qua, uomini di tutto rispetto, a petto nudo. Ah no, si sono saputi vestire finalmente, una bella pelliccia sulla schiena. Ok, da questa parte posizioniamo i nostri guerrieri celti, la nostra colonna portante del nostro esercito. Eccoli qua. Vediamo un po', io direi qualche fromboliere anche nelle retrovie. Eccolo qui per bombardare, il nostro generale qua dietro nell'esercito principale, e io direi con questa quantità di soldati che ci rimane di attaccare da qualche altra parte con le nostre cavallerie soprattutto. Allora, cosa ci rimane da dove possiamo attaccare da questa parte di montagna, quindi un esercito vedrà di scendere da questa parte e sfondare questa linea, un altro esercito vedrà di scendere da questa parte con la possibilità che veniamo bersagliati da qua sopra. Però ogni tattica ha i suoi rischi e ovviamente i suoi vantaggi. Ok, secondo esercito da questa parte, vediamo dove ci possiamo mettere. Qui può andare abbastanza bene, seguiti dalla nostra unità di lance nelle retrovie per stare un pochino più attenti agli attacchi di cavalleria nemici. Benissimo, un bel gruppo principale. Le nostre cavallerie, vediamo, questa è una bella idea. Le cavallerie vediamo invece di metterle da un'altra parte. Vediamo se invece con le cavallerie possiamo sfondare. Vediamo un po' se c'è una zona, magari qua possiamo fare qualcosa. Niente, vediamo. Volevo, ragazzi, posizionarle magari qui, vedete, per non far stancare i cavalli e magari farli scendere immediatamente ad attaccarli dalle retrovie. Però possiamo collocarli anche da questa parte, non c'è nessun problema, sempre un aggiramento concreto. Ok, bene, il nostro secondo gruppo di cavalieri, terzo gruppo del nostro generale. Qui abbiamo un'altra unità di cavalleria che ci servirà nel contatto corpo a corpo sempre da questa parte, quindi vediamo di unirla al nostro gruppo secondario. Eccola qui.
Bene, vi auguro ragazzi un buon divertimento, vediamo di dirigerci finalmente all'interno della nostra battaglia. Allora, come immaginavo, si stanno avvicinando. andiamo a tutta manetta, dirigiamoci verso la nostra città principale, andiamo anche da questa parte, i cavalli, avanti, iniziate a dargli qualche colpo di frustino, vediamo di muoverci. Ok, allora per adesso i nostri nemici non hanno alcuna unità inerente all'interno del loro campo, stanno per adesso, sono pronti come dire allo sbarco, i fedeli al giuramento. Mamma mia, questi sono uomini davvero molto complicati nel combattimento, quindi vediamo di procedere, avanti, corriamo ragazzi a tutta manetta, vediamo di scendere qui in mezzo, andiamo, acceleriamo il passo, forza, benissimo, eccoli qua, anche le nostre cavallerie stanno continuando ad avanzare, stanno arrivando altri uomini, dove sono i nostri rinforzi? Eccoli lì, ragazzi miei, vedete di avanzare ancora in avanti, carri da guerra, vediamo dove sono i nemici, eccoli a largo, che si preparano a scendere direttamente a terra, cerchiamo di essere rapidi, stanno appunto arrivando, stanno per remare, gli uomini liberi di leva, dobbiamo conquistare il punto di raccolta prima che arrivino, forza, vediamo di muoverci, vediamo cosa succede, ci stanno bersagliando, maledizione, eccoli, dobbiamo subire qualche piccolo attacco, no, non morire maledizione, non morire, non è successo niente, abbiamo iniziato adesso a combattere maledizione, scendiamo da questa parte anche con i nostri uomini, benissimo, qui come sta andando questo piccolo gruppo di soldatini, attenzione, vediamo di stare calmi, dirigiamoci proprio nel bel mezzo dell'azione, qui le nostre unità come se la stanno cavando, stanno per avanzare, anche da quella parte ci sono altre unità, maledizione, vediamo di stare calmi, avanziamo nel bel mezzo della storia, avanti, già è iniziato il combattimento, benissimo, ci stiamo avvicinando, le nostre unità di cavalleria, maledizione, torniamo un attimo indietro, eccole, addirittura hanno degli uomini nel combattimento con le lance, quindi cerchiamo di stare un po' attenti, ok, dirigiamoci da questa parte, qui abbiamo altri uomini che si stanno avvicinando, per adesso con le cavallerie, mi sa che dobbiamo effettuare un bel giro, prendiamole e portiamole da questa parte ragazzi, dobbiamo effettuare un bel giro proprio dall'altra parte, ok, vediamo di andare proprio di qui per evitare di incrociare i nostri avversari, benissimo, i frombolieri già si trovano nel combattimento a fuoco, avanti, combattiamo amici miei, ecco che si stanno muovendo, forza, tutta manetta, avanti che riescono ad arrivare anche gli altri spadaccini, il generale nemico deve essere distrutto immediatamente, ecco che arriviamo da questa parte, forza amici miei, qui abbiamo altri frombolieri pronti al combattimento, posizioniamoli appunto qui, pronti al combattimento, chi sono queste unità? Attenzione, carri da guerra nostri, benissimo, con queste unità qui intorno non possiamo bersagliare gli avversari, ecco abbiamo dei frombolieri qui, vediamo se con questi frombolieri ci possiamo mettere sulla costa e magari iniziare a bombardare gli avversari. Ce la stiamo cavando abbastanza bene, i nostri uomini stanno trionfando sugli avversari, quindi vediamo di continuare il combattimento proprio da questa parte. L'unica cosa che mi preoccupa sono queste imbarcazioni che appunto stanno cercando di raggirarci dall'altra parte, ecco come potete ben vedere nella costa, eccoci qua nella parte della nostra costa, ovviamente nella zona sinistra, intanto con i nostri cavalieri adesso vedremo di raggirare il tutto, però il problema sono anche queste imbarcazioni che stanno appunto per arrivare a terra, quindi cerchiamo intanto con questo esercito di assecondare questi uomini, un grande muro di lance proprio da questa parte ragazzi, vedete di muovervi benissimo, intanto grandi frombolieri si stanno preparando al combattimento, altre lance proprio da questa parte, dobbiamo bloccarli perché a mio parere sbarcheranno proprio da questa parte, intanto con i nostri uomini qui stiamo per conquistare il punto di vittoria, dai ragazzi che ce la facciamo, vediamo se possiamo conquistare anche la Gallia, altri frombolieri pronti al combattimento, datevi una mossa con le vostre fionde, mettetevi da questa parte, vediamo un po', qui abbiamo altri carri da guerra che saranno fondamentali per la distruzione degli avversari, fedeli al giuramento, eccoli qua, le truppe del generale nemico, maledizione, devo avere proprio un controllo abbastanza deciso, prendiamo 1, 2, 3, 4 unità di combattimento e posizioniamole su questa parte della costa, benissimo, le cavallerie ci aiuteranno davvero in maniera concreta, il punto di conquista sta per essere, come dire, conquistato, quindi pronto per arrivare dalla nostra parte, bene, intanto qui altri carri da guerra, vediamo di metterli in posizione ed arrivano, pronti a sbarcare sulle spiagge appunto della Normandia, eccoli che arrivano, maledizione, forza, muoviamoci ragazzi, mettetevi da questa parte, carri da guerra pronti, i frombolieri si stanno muovendo appena adesso, qui abbiamo addirittura il nostro generale che seguirà le truppe durante lo sbarco, intanto stiamo per completare il punto di vittoria e questo sicuramente è un bene, avanti con i nostri cavalieri, qua come sta andando, i cavalieri sono addirittura pronti a colpire nelle retrovie i nostri cari ragazzoni da questa parte, il punto di vittoria è quasi nostro, sta per salire la nostra bandiera, ma ancora qua uomini liberi di leva che rompono le scatole, vediamo di falciarli con le nostre unità di cavalleria immediatamente, eccoli, perfetto, ok, ce la stiamo cavando abbastanza bene, mentre da
da questa parte, stanno per sbarcare questi dannati maledetti, eccoli qui. Intanto con i nostri cari frombolieri sicuramente entreremo immediatamente nel contatto a corpo, eccoli qua, vediamo se possiamo scontrarci immediatamente. Intanto il nostro punto di vittoria sta per essere nostro, abbiamo 200 secondi per intrattenere questi maledetti dalla parte sinistra e dalla parte destra, forza che riusciamo a resistere. Il nostro nemico ha perso un punto di vittoria. Bene, allora tutte le unità concentrate nella difesa da questa parte e dall'altra, vediamo se possiamo bloccarli immediatamente, ragazzi, anche qui lasciamo un'unità, abbiamo 200 secondi e sbarcano immediatamente gli avversari. Le nostre unità arrivano a una velocità davvero inaudita, vediamo se possiamo bloccarli. Frombolieri che iniziano a bombardare le navi, vediamo se possiamo arrivare direttamente da questa parte. Altri frombolieri pronti al combattimento, scendono, sembra la battaglia che è avvenuta sulle spiagge di Troia, vediamo se possiamo bloccarli. Avanti, abbiamo 180 secondi ancora disponibili e intanto qui prima che arrivino ce ne vorrà un bel po'. Ecco che stanno sbarcando anche dall'altra parte questi maledetti. È davvero una cosa fastidiosa tenere delle imbarcazioni in mare, perché possono causare davvero questi problemi di ritardi. Ecco che arriva, inizia il combattimento, intanto le imbarcazioni iniziano a far fuoco da lontano, le nostre unità intanto iniziano a combattere, si scontrano immediatamente, 164 secondi ancora disponibili. Frombolieri che iniziano il combattimento, altre unità ovviamente di tiratori scelti dal carro si preparano. Qui come sta andando? Mamma mia quanti morti, ragazzi, mamma mia. Vediamo di continuare, intanto il nostro generale inizia il combattimento nei riguardi degli avversari che cedono nel momento in cui scendono dalla loro imbarcazione. Rimandiamoli nel Mare Ibernicus, ragazzi. Tanto frombolieri qua dalle retrovie che continuano a far fuoco, benissimo, altri uomini qui pronti al combattimento, benissimo, questi frombolieri ci offrono un grande supporto, però vediamo di metterli qui dietro per ottenere ancora... I nostri uomini vacillano. Aia, i nostri uomini vacillano, che succede? Ancora i fedeli al giuramento, maledizione, ci vogliono far perdere un punto di vittoria. Andiamo, dobbiamo falciarli, queste sono le truppe del generale, ragazzi, nobili eroici, vediamo di eliminarli immediatamente. Qui stanno addirittura per sbarcare i nostri avversari, abbiamo ancora 120 secondi, più o meno 2 minuti da combattere, abbiamo solo 30 uomini, forza che ce la facciamo, ragazzi. Abbiamo ancora altri frombolieri qui pronti al combattimento, avanti, vediamo se possiamo falciarli immediatamente. Fermiamoci un attimo, vediamo di raggruppare le nostre idee. Abbiamo il nostro generale pronto che vuole combattere, portiamolo in avanti, blocchiamoli, perfetto. Le imbarcazioni nemiche ormai non hanno alcuna speranza, nel momento in cui scendono si ritrovano davanti una vera e propria valanga di lance e spade che ovviamente non li rende abili nel combattimento. I fedeli al giuramento avversari stanno per cedere, come appunto hanno fatto appena adesso, e comunque le unità avversarie come dire, nelle loro vecchie imbarcazioni si stanno dirigendo da questa parte o probabilmente tenteranno la fuga. Quindi siamo riusciti a condurre nella maniera migliore le nostre unità alla vittoria, questa volta abbastanza tranquilla. Attenzione, ecco il nostro generale entra immediatamente nel combattimento, avanti che ce la facciamo, ed eccolo che si scontra immediatamente contro gli avversari. Attenzione che ancora continuano a resistere, qua si ritrovano ancora, come dire, in una leggera instabilità, però siamo riusciti a falciare i nostri avversari. Con i nostri frombolieri vediamo se possiamo buttare giù questa dannata imbarcazione proprio qua dietro. Il generale nemico è morto. Finalmente una bella notizia, sicuramente 70 secondi fino al termine di questa splendida battaglia. Perdonatemi, ragazzi, questi piccoli, la mia visuale è molto elevata, però devo controllare più fronti e sicuramente in questa maniera cercheremo quindi di ridurre i piccoli attimi di rallentamento che sono dovuti ovviamente alla vastità della mappa, dovuti anche alla vastità delle unità che andremo a controllare. 4000 unità da una parte e dall'altra davvero creano grande scompiglio all'interno di un campo di battaglia, come è avvenuto appunto in passato. Vediamo di continuare nei riguardi di questa cavalleria leggera che ormai non ha più nessuna speranza. La forza principale nemica ormai è ceduta, le imbarcazioni principali sono andate al tappeto e sicuramente non avranno più nessuna speranza anche contro il nostro ultimo esercito che si ritrova proprio da questa parte. Allora, abbiamo ottenuto una grande vittoria, almeno lo spero, conquistando un baluardo principale per la nostra grande e amata fazione. Intanto qui stiamo conquistando l'ultimo punto di vittoria, benissimo, vediamo di continuare alla grande. Le ultime imbarcazioni sicuramente non scenderanno più in battaglia perché si ritrovano davvero in come ovviamente si immaginava, una grande vittoria da parte del nostro popolo che ha permesso quindi la sconfitta e una grande vittoria decisiva per la nostra popolazione. 4000 uomini contro altri 4000 uomini, siamo riusciti a far fuori circa 2500 uomini, quindi più della metà dell'esercito avversario, e l'abbiamo lanciato in mare perdendo esclusivamente 423 uomini. Allora siamo riusciti a ottenere questa grande vittoria, sicuramente una nobile fine per il nostro grande generale che
come al solito scivola, sbatte la testa su una pietra e muore onorevolmente appunto per questa grande battaglia. Ottima vittoria, perdonatemi ragazzi per quegli attimi appunto di rallentamenti, però ovviamente come ben sapete, come è avvenuto appunto in Irlanda, quando si controllano questi grandi eserciti, 5.000, 4.000 uomini, avviene appunto questa sorta di rallentamento anche senza lo strumento per registrare. Comunque cercheremo di combattere battaglie, come dire, un pochino più tranquille, quindi 2.000-1.500 uomini, in modo tale da controllare nella maniera migliore lo scenario. Comunque spero che questa battaglia vi sia piaciuta ugualmente, la tattica era abbastanza tranquilla, vedremo di occupare in maniera concreta questa nostra città, aumentando non solo l'esperienza del nostro generale, ma anche il nostro prestigio a livello internazionale. Il corno d'oro sostituirà il nostro vecchio corno d'argento e adesso vedremo un po' cosa fare. Allora, io direi ragazzi di alimentare, di mettere un po' di pepe nella nostra grande campagna con una bella battaglia navale. Che cosa ne dite? Vediamo se possiamo lanciarci in un bel combattimento navale proprio da questa parte. Vediamo un po', attenzione, attenzione, eccoci qua. Allora, questa è una battaglia credo non navale, vediamo un po', perché sono due navi proprio una contro l'altra, però credo che combatteremo proprio su questo guado, infatti nella regione Sinus Aquitanus. Io direi di combattere quest'altra battaglia ragazzi, però ovviamente una battaglia molto più contenuta, 1.000 uomini contro 2.000 uomini, ce la possiamo cavare, quindi eliminiamo anche quest'altro esercito nella maniera. Mi sa che era una bella battaglia navale, ovviamente ci ritrovavamo con 2 imbarcazioni, quindi non dovevo esclusivamente dubitare. Comunque come forza attaccante possiamo iniziare immediatamente lo schieramento dei nostri uomini. Allora, le nostre imbarcazioni, i nostri cari ragazzoni dove sono? Eccoli qua, pronti appunto a schierarsi alla grande. Allora, la nostra prima battaglia navale ragazzi, non ne ho mai combattuta una, quindi cerchiamo di stare attenti e di capire come funziona. Allora, abbiamo delle unità di schermagliatori che sono queste, i carri da guerra, non so se sono portati pure i carri sopra la nave, vediamo un po' quanti uomini ci sono, 15. Queste unità ovviamente teniamole proprio sotto, non in considerazione, perché ovviamente una nave da trasporto con 10 uomini non si può considerare proprio una nave, sembra proprio una cosa diversa. Allora, con questa imbarcazione, vediamo intanto gli avversari che cosa dispongono. Allora, navi da trasporto fiduciose, allora uomini liberi di leva, altri uomini liberi di leva. Dove hanno gli schermagliatori? Frombolieri, altri frombolieri, eccoli qua, frombolieri, mamma mia, ancora frombolieri, da questa parte tutti ok. Allora, le loro uniche unità di combattimento corpo a corpo sono queste 4 davanti. Il nostro obiettivo principale è quello di conquistarle immediatamente. Allora, quindi io lancerei intanto un attacco con vediamo un po', sì, eccole qua, 6 unità disposte, vediamo un po' in colonna d'Ercole, vediamo se la possiamo trovare. C'è la modalità appunto colonna d'Ercole disponibile, vediamo un po', formazione a triangolo, questa non mi interessa, linea doppia da tiro, linea doppia, no, ne cercavo proprio un'altra, vediamo, vediamo di sceglierla appunto, di posizionarle noi stessi così. Allora, vediamo un po', mettiamone una appunto dietro l'altra, perché ovviamente questa è una tattica che utilizzavo su Empire Total War, ma anche sul vecchio Shogun. Allora, le unità messe così, eccole qui, potranno sfondare molto rapidamente le unità avversarie, ok, perché faremo procedere questa imbarcazione, proprio queste imbarcazioni così, in linea retta, li raggireremo e in seguito abborderemo queste imbarcazioni da questa parte con una linea di uomini e con un'altra linea di uomini che, come ben sapete, arriveranno quindi dall'altra parte. Dobbiamo lasciare però in mezzo 4-5 unità, quindi vediamo un po', 2 da questa parte, quindi vediamo un po', 3, 2, 5 per combattere quelle 5 avversarie, i carri da guerra che faranno fuoco insieme ai nostri frombolieri, il nostro generale qui in mezzo e i nostri schermagliatori, che sono solo 2 purtroppo ai lati per proteggere le nostre unità. Proprio così, benissimo, selezioniamole in questa maniera, queste 3 purtroppo 3 unità, vediamo di metterle così da questa parte, sempre in linea retta, perfetto, una linea parallela all'altra. Ok, 3 eserciti, un solo campione, andiamo in avanti. Ok, vediamo un po', avanziamo con queste nostre imbarcazioni. Olè, perfetto, anche con questa nostra imbarcazione, con questa nostra unità, questa linea retta, vediamo di portare in avanti i nostri ragazzoni fino al largo. Remate ragazzi, dall'altra parte. Ah, le avevo impostate. Avete visto cosa ho combinato? Le ho impostate dall'altra parte. Vedete, il cigno indica sempre la via perfetta per andare a combattere. Quindi dall'altra parte avanti ragazzi, iniziate a frustarli. Ok, dimenticavo anche l'altra parte. Speriamo di non aver impostato il cigno dall'altra parte. Questa volta l'abbiamo impostato bene. Remiamo, avanti amici miei, vediamo di andare in avanti, perfetto. Allora, remiamo a tutta forza. Allora, gli avversari cosa stanno facendo? Questa è una nave da trasporto, i giovani Celti,
che sono fermi a quanto pare, a petto nudo, eccoli qui. Portiamo avanti i nostri uomini, tiratori scelti, li bersaglieremo con tutto il cuore proprio. Benissimo, remiamo alla grande. Io direi che non è neanche necessario far scontrare i nostri uomini se i nostri cari frombolieri riescono appunto a falciarli immediatamente. Ancora qualche pelino avanti, ragazzi. Perfetto, vediamo come sta andando. Per adesso possiamo star tranquilli perché le loro truppe principali sono un pochino più indietro, quindi con i nostri schermagliatori, eccoli qua, vediamo di procedere in avanti con un po' più di rapidità. Ecco che gli avversari si muovono, attenzione, vediamo quello che riescono a combinare, vediamo un po', le nostre grandi truppe di schermagliatori tenteranno l'attacco immediatamente, eccoli che arrivano, fermatevi voi, gettate l'ancora, attenzione, collisione in arrivo, ma riescono a gettare l'ancora immediatamente. Ecco che arrivano direttamente le pietre dall'altra parte, alzano gli scudi immediatamente, pronti al combattimento, arrivano una grande quantità di pietre, attiviamo addirittura la velocità aumentata per il nostro combattimento, attenzione, vediamo di portare in avanti, oh attenzione anche loro, maledizione, sono schermagliatori, giovani celti, sono schermagliatori, andiamo alla grande ragazzi col cigno, addirittura remano indietro, guarda che furbi, andiamo, vediamo di colpirli da questa parte, oddio mio, scontriamoci, cigno contro cigno, bang, mamma mia, attenzione anche dall'altra parte, distruggiamo il dannato scafo, vediamo se possiamo abbordarli immediatamente, avanti ragazzi, abbordateli, forza, attenzione, vediamo di continuare, li stiamo bersagliando alla grande, dobbiamo abbordarli da una parte o dall'altra, forza, fate qualcosa, ci stanno facendo a pezzi, avanti, sono schermagliatori dannati, proprio non me ne ero reso conto, andiamo, avanti che scendiamo, abbiamo delle lance, allora, vediamo se possiamo scendere, forza, ecco che inizia il combattimento, eccolo qua, scafo contro scafo, scendiamo miei uomini, facciamoli a pezzi, grandi, vediamo se possiamo far fuori questa dannata imbarcazione, intanto questa unità, eccoli qua, falciati, vediamo di andare intanto un attimino in avanti con questa unità di schermagliatori li possiamo portare in avanti, benissimo, vedete che quando si controllano poche unità, 3000 uomini si ragiona. I nostri uomini vacillano. Ah, maledizione, stiamo vacillando, dobbiamo farli fuori, forza ragazzi, vediamo se con questa unità possiamo distruggerli da questa parte, siamo riusciti finalmente ad eliminarli, questo dannato fuoco però ci ha creato qualche problemino. Ok, allora sistemiamo nuovamente la nostra zona principale, li abbiamo eliminati finalmente, stiamo recuperando adesso il morale, ragazzi, basta, tranquilli. Allora, gettiamoci immediatamente nei riguardi degli avversari, da questa parte, un'unità da questa parte, una da quest'altra, dobbiamo abbordarli tutti, vediamo un po' di continuare anche da questa parte, così, benissimo, voi ragazzi miei continuate in avanti per abbordare questi altri, avanti che vi siete fermati a fare, vediamo di continuare con queste, vedremo di speronare queste altre, benissimo, stiamo iniziando già a bersagliare, questi sono uomini da trasporto, uomini liberi di leva, vediamo di continuare l'attacco, avanti ragazzi, potete abbordare le navi nemiche, con questa andiamo qui in avanti, abbordiamoli da una parte e dall'altra, ok, vediamo di procedere, voi ragazzi anche un po' mezzi distrutti, vediamo di abbordare con queste da quest'altra parte, remiamo alla grande, vediamo di abbordarli immediatamente, inizia il combattimento ragazzi, intanto scendono i nostri uomini a combattere uno contro uno, uomini liberi di leva contro il gruppo di lancieri più abile che abbiamo, questa unità portiamola da questa parte per abbordare qui, benissimo, inizia un altro scontro, intanto vediamo le altre unità, cercano di andare in avanti per distruggere le unità nemiche, mamma mia che battaglia, non so se la vinciamo ragazzi, però ce l'abbiamo messa tutta, il nostro generale, altre unità di carri da guerra, un pochino più indietro, ok, stiamo andando in avanti soprattutto alla grande, perfetto, nel combattimento navale non ci siamo specializzati molto, ok, eccoci arrivati, vediamo se possiamo avanzare, che questo combattimento così ravvicinato può darci forse qualche problema, avanziamo, intanto con questa imbarcazione vediamo di colpire il generale avversario, bene, dobbiamo remare alla grande, dobbiamo interrompere il loro fuoco continuo con le nostre unità, stiamo attaccando anche da questi, siamo stati un po' lenti però purtroppo, andiamo, ecco che stiamo distogliendo il fuoco nemico e questo è importantissimo, andiamo anche da questa parte, un bel abbordaggio, scusate se non vi ho spiegato ragazzi i tasti principali, però credo che li avete capiti benissimo, andiamo da questa parte, ottimo, ecco abbiamo terminato anche il contatto a fuoco da questa parte, questa unità ancora sta volgendo il nostro grandi, perfetto, vediamo di eliminarli, il generale nemico sta per essere falciato, intanto questa dannata unità continua a resistere,
nostro generale, vediamo di condurlo in avanti, carri da guerra ancora in avanti per bersagliare, abbiamo mi sembra un'ultima unità qui dietro, qualche freccia in più sempre va bene. Ok, continuiamo qui come stiamo andando, perfetto, vediamo un po', qui addirittura il combattimento sta per iniziare, continuiamo a bersagliare questi altri, ottimo, vediamo un po' qui come è andata, mi sa che li abbiamo quasi distrutti, ci possiamo lanciare in un nuovo combattimento, benissimo, avanti amici miei che ce la fate, olè, vediamo di continuare questo attacco, forza che ce la facciamo, aia, ci hanno beccato di dietro, quasi affondati, maledizione, vediamo di continuare, avanti che sta arrivando un'altra imbarcazione, li abbiamo quasi, oh mio Dio, dov'è il generale? L'ho perso di vista, eccolo qui, dobbiamo combattere amico mio, avanti il generale deve combattere, fai valere i tuoi uomini, avanti, maledizione, attacchiamo il generale nemico però, ok, portiamo questi schermagliatori da questa parte, forza ragazzi miei, facciamo un po' di modalità cinematografica, vediamo un po' che succede in bel mezzo della nave con il cigno, mamma mia, con il nostro caro cigno, vediamo se possiamo procedere, vediamo un po', nemici a prua, grandi ragazzi, dove siete? Battiamo le mani, citatevi, forza, grandi barboni, ovviamente, ok, vediamo di procedere dall'altra parte, perfetto, non perdiamo il controllo, il generale nemico sta per perire, bene, altre unità di schermagliatori, I nostri uomini vacillano. no ragazzi, non vacillate, distruggiamoli, maledizione, qui li abbiamo distrutti, vediamo di condurre le nostre imbarcazioni da qualche altra parte, bene, andiamo, abbordiamoli, maledizione, vediamo di abbordarli, vediamo da questa parte come stiamo andando, li abbiamo distrutti, ok, bene, abbiamo vinto la battaglia, quindi possiamo condurli da questa parte, il nostro generale squarciatore, distruggitore di teste, benissimo, da questa parte anche essi eliminati, vediamo un po' un'altra modalità cinematografica nel bel mezzo della battaglia con il fuoco nelle mani, forza ragazzi, combattete alla grande, perfetto, qui come sta andando con questi spadaccini, bene, vediamo se possiamo portarli ancora un po' in avanti, altri schermagliatori si stanno avvicinando, benissimo, ok, una battaglia davvero abbastanza impegnativa, prima battaglia navale in diretta, però un po' di terrore abbiamo avuto, però ce la stiamo cavando abbastanza bene, distruggiamoli, un po' di frecce infuocate che sono importantissime, mamma mia, mettere sotto ferro e fuoco una imbarcazione è importante. Allora vediamo un po' da questa parte se possiamo raggirarli con questa nostra imbarcazione, benissimo, ecco le frecce infuocate che arrivano immediatamente, il nostro generale si sta preparando all'attacco, altre unità appunto dall'altra parte, benissimo, andiamo, qui abbiamo altri frombolieri, forza che con le lance li possiamo eliminare rapidamente, ecco che arriva immediatamente il nostro generale con il suo cigno, vediamo un po' quello che riesce a fare con il suo amico cigno, avanti, scendiamo, andiamo ragazzi, olè, il nostro generale è il primo a scendere, attenzione, uno fatto fuori, continua il combattimento, 1 contro 1 con lo scudo, mamma mia, un vero e proprio Achille, avanti che ce la fai amico mio, combattiamo, tutti questi ragazzoni a petto nudo che cercano di distruggerti, mamma mia, vediamo di attivare l'abilità cacciatore di teste, benissimo, vittoria, come avete ben potuto vedere il nostro generale è stato magnifico in questa splendida battaglia navale ragazzi, spero che vi sia piaciuta, ho giocato nel migliore dei modi e come avete ben potuto vedere non ci sono stati problemi addirittura di rallentamenti perché i 3.000 uomini vengono controllati tranquillamente, anche 2.500, il problema sta quando ovviamente bisogna controllare circa 5.000 uomini, 4.000 uomini a fazione. Bene, vittoria di misura, la battaglia era abbastanza tranquilla, però abbiamo perso tanti uomini purtroppo per qualche problemino di rallentamento dei nostri uomini che non sono arrivati in fretta. Bene, allora intanto vediamo di tornare nuovamente alla nostra sezione principale, vediamo cosa è successo. Allora, vittoria di misura, ovviamente siamo riusciti a mandare a picco, anzi a picco, l'abbiamo spedita nel mare ovviamente Atlantico, nell'Oceano Atlantico e abbiamo ottenuto un altro grado per la nostra imbarcazione principale. Io dico ragazzi che è stata una scelta davvero importante quella di conquistare questa cittadina appena adesso e sicuramente la prossima parte della guerra sarà ancora più emozionante perché ci addentreremo proprio nel territorio dei Namneti e addirittura potremmo iniziare a conquistare proprio l'intera Francia odierna, iniziando quindi dalla Normandia e avere quindi il controllo dell'intero territorio, ma ci vorrà ancora tantissimo tempo e soprattutto tanto sangue versato da parte dei nostri uomini. Quindi ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento di questa mia attività quest'oggi, di questo primo attacco, vediamo di dare al nostro caro amico, il nostro secondo generale, l'abilità di convertire ancora le popolazioni
posizioni allo zelo, perfetto. Quindi fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento, oppure le vostre prossime idee di conquista, se volete, come dire, una campagna di conquista verso nord, verso vediamo un po' verso est, magari da questa parte, nei confronti quindi di questi vivisci. Quindi magari le vostre idee di conquista, vi lascio appunto la mappa qualche attimo di fronte per farvi appunto pensare e vedere un po' come poter interagire per il prossimo attacco, e farmi sapere quindi la vostra opinione non solo per la prima battaglia ma anche per la seconda e per le prossime idee di conquista. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un bel voto o un commento. Ciao a tutti ragazzi, ci becchiamo nel prossimo gameplay.